Quest'estate da qui, dal altopiano d'Asiago, dalle Melette, prima uno soldato italiano, poi uno austriaco, e non basta, anche dal teatro della Grande Guerra del Monte Grappa, dove invece praticamente un mezzo plotone di soldati è stato recuperato, portato a valle, pronto per essere sepolto. Eppure in questo caso la burocrazia li ha sconfitti, non sono stati sepolti e restano ancora nelle loro cassettine. Avevano combattuto per la patria italiana, austriaca, ungherese, bosniaca, qualsiasi patria fosse, anche solo per l'idea di tornare a casa, abbracciare la moglie e la mamma, riprendere la vanga, il lavoro da postino, chissà. Li aveva portati via una raffica di Schwarzlose, una granata, un colpo di 91, un'agonia appesi al reticolato. Ma sono stati sconfitti 2 volte da una firma, da un modulo, da un'autorizzazione, da un vecchio e sempre efficiente timbro. Erano rimasti là sopra tra i boschi di Campomulo, in una forra del Grappa, nel terreno smosso di Busafonda, per oltre 100 anni, finché non li avevano ritrovati, spesso attenti, appassionati come i ricercatori amici della storia di Marostica. A cosa è servito aprirsi la strada con la motosega tra gli alberi battuti della tempesta Vaia? Salire per mulattiere con la cassettina zincata, scortati dai carabinieri, dai dipendenti comunali, addirittura dal sindaco. A cosa è servito riprendere ogni fase, il lavoro attento con il metal detector per identificare la nazionalità di un caduto, persino da un sottobottone, da un cavo telefonico? Cosa è servita tanta attenzione e tanto rispetto per i caduti se poi questi non vengono onorati da una sepoltura con i loro fratelli sul Sacrario del Grappa, sul Colle dell'Aiten, ad Asiago? A cosa è servito lo sforzo di tanti per ritrovare quel corpo per una preghiera, per aspettare il trombettiere a squarciare le valli con il silenzio e rendere l'onore delle armi? A cosa, ce lo dite, se poi non avete intinto il timbro nel tampone in qualche ufficio della capitale per dare l'autorizzazione a seppellirli con gratitudine e commozione, come avrebbero voluto fare tutti qui in Veneto, sulla linea che fu del fronte, uccisi dal nemico, negletti per un secolo, poi sbeffeggiati da un timbro mancante? Questi erano i giorni per ricordarli, questi erano i giorni dell'armistizio, della pace, purtroppo fragile, il senso delle loro sofferenze. Inutile allora onorare con monumenti, con nomi, con cerimonie, se poi si è carenti nella parte più essenziale, quello che è l'onore ai caduti.